quattro bandiere tricolori per celebrare il 150° anniversario della città. Tra breve, la 67ª compagnia fucilieri, il quale il personale del progetto Vivi le Forze Armate e Militare per 3 settimane, farà ingresso nell'area della cerimonia. Fai le foto già che qui c'è gente. Dove sono quelle chiare? Davanti. Dove l'hai messo? Vai qua. Fermo già. Fermo già. Non la vedo più. Ha detto che è la sesta. Eccola lì. Capire quale
combattentistiche ed armi. Onori, Vessiglia Gagliardetti, delle associazioni combattentistiche d'arma. Vengono resi onori al governatore della città di Belluno, decorato di medaglia d'oro al valore militare. Compagnia del Otte, presenta onori al gonfalone della città di Belluno. Ma ora il suo ingresso nello schieramento, la bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini, decorata con 2 croci dell'Ordine Militare d'Italia, 5 medaglie d'argento al valore militare, 2 medaglie di bronzo al valore militare e 1 medaglia d'oro al valore civile. Compagnia Otte, presenta onori alla bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini. Mannaggia. Cinta la testa
Via! Via! Compagnia in posa! Vengono resi onori al prefetto di Belluno, dottoressa Maria Laura Simoni, che passerà in rassegna ai reparti accompagnata dal comandante del 7° Reggimento Alpini. Compagnia, attenti! Presenta armi! Onori al prefetto di Belluno! Sì, la vendita, la dottoressa, Compagnia, via! Armi! Compagnia in posa! Vengono ora resi onori ai caduti. La corona dell'oro sarà riposta al monumento del 7° Reggimento Alpini e accompagnata dal prefetto di Belluno, dal sindaco della città e dal comandante del 7° Reggimento Alpini. Compagnia, attenti! Presenta armi! Onori ai caduti! Vai, fai le foto.
ti faccia che ci bisogna andare avanti. Fai la memoria, chiaro, per fare la storia. Passano straniero. Compagnia, cosa? Sarà ora data lettura del messaggio del Capo dello Stato. Compagnia, attenti! Giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, 4 novembre 2011, messaggio del Capo dello Stato alle Forze Armate. Compagnia, cosa? Nella giornata del 4 novembre ricordiamo la vittoria del primo conflitto mondiale e, con essa, l'unità d'Italia e le sue Forze Armate. Questa mattina, prima sul fratello del Milite Ignoto e poi a Bari, nel sacrario dei caduti d'Oltremare, renderò l'omaggio del Paese mio personale a tutti coloro che hanno perso la vita per la libertà e la prosperità della nostra patria. Nell'anno in cui ricorre il 150° dell'unità nazionale, pur pienamente ed orgogliosamente consapevoli di quanto l'Italia ha saputo fare a partire da quel remoto e glorioso 1861, credo sia nostro dovere guardare al futuro, non limitarci alla celebrazione del passato. Mentre il nostro Paese e tanti altri nel mondo sono stretti in una crisi economica di densità, durata ed estensione senza precedenti, nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, gli scenari internazionali scaricano di vecchie e nuove tensioni. Cresce l'instabilità ed emergono minacce trasversali, col diffondersi del terrorismo e di movimenti evasivi transnazionali, la caduta di regimi autoritari pluridecennali e l'insorgere di forme antistoriche di radicalismo politico e religioso, nonché di più generali fenomeni di intolleranza e di chiusura. È in atto una profonda e generale trasformazione dell'ordine internazionale, che mette in discussione le fondamenta del sistema di governance e dei modelli di sviluppo dominanti nell'ultimo secolo. Le stesse istituzioni internazionali, preposte alla gestione delle emergenze, sentono intervenire con prontezza ed efficacia, frenate dalle
insufficiente unitarietà Fammi smettere, Bruno. in questo quadro così complesso e incerto, le forze armate italiane costituiscono un'istituzione di riferimento per il Paese e per la comunità internazionale e, con la loro opera, contribuiscono a costruire insieme agli strumenti vitali di Stati amici ed alleati la sicurezza e la stabilità nelle aree più critiche del mondo e lungo le grandi vie di comunicazione vitali per la libertà dei traffici commerciali. Le superiori finalità di questo compito richiedono che le forze armate, malgrado le ridotte risorse finanziarie disponibili, siano poste in condizioni di affrontare con crescente efficacia le nuove sfide e le minacce emergenti. Sono necessarie inventiva, appassionata dedizione e la forza che volesse che nessuna soluzione che prescinda da una progressiva ma decisa integrazione interforze e multinazionale può realisticamente risultare vincente. È a questa fondamentale esigenza di trasformazione innovativa che le istituzioni e le stesse forze armate sono oggi chiamate a rispondere in tempi brevi con il sostegno dei cittadini. Con questi sentimenti rivolgo il mio augurio ed un caloroso saluto a tutti i soldati, i marinai, gli avieri, i carabinieri, i finanzieri che con il loro impegno e la loro professionalità operano in Italia e nelle missioni internazionali a presidio della sicurezza del nostro Paese e per la stabilità e la legalità della comunità internazionale. Viva le forze armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Roma, 4 novembre 2011, Giorgio Napolitano. Sua Eccellenza, il Prefetto di Belluno, pronuncerà una breve locuzione per celebrare l'evento odierno. Autorità, signori sindaci, signor comandante del 7° reggimento alpini, signori comandanti delle forze dell'ordine, signor questore, associazioni combattentistiche e tali, cittadini bellunesi, studenti. Abbiamo tutti ascoltato con grande partecipazione il messaggio trasmesso dal Capo dello Stato in occasione della commemorazione della vittoria della guerra del 15 ottobre. Pochi giorni fa abbiamo celebrato il 93° anniversario della liberazione di Belluno. Onorare queste ricorrenze assume un significato ancora più impegnante quest'anno, dedicato all'unità d'Italia. Una concomitanza simbolica che sottolinea quanto sia indissolubile il legame tra le forze armate e l'unità nazionale. Ma ancora più intenso è il vincolo emotivo e rivalziale. Il fiume sacro alla pace, contrassegnato lungo il suo corso da quello che la guerra lascia dietro sé, cimiteri, sagrati, dove riposano i resti di coloro che lungo il fiume hanno trovato la morte in difesa della pace e lungo il fronte che correva sulla linea di confine nelle colonie, le nostre guardiane della pace, sorvegliate dai ripari centenari provinciali che servirono al paese e caddero per il scioglimento nazionale. Ai nostri soldati, di ieri e di oggi, va la nostra più profonda riconoscenza, sia per le aggiunte gesta del passato, costata la vita a tanti giovani alla conquista dei diritti di libertà e democrazia, che oggi consideriamo come acquisiti e limitati, sia per il decisivo contributo che le nostre forze armate in Italia e nel contesto delle organizzazioni internazionali, insieme a quelle di moltissimi altri paesi sovrani, apportano a tutt'oggi alla stabilità e alla sicurezza della comunità internazionale. Non solo le memorie sia questa giornata un significativo momento di coesione istituzionale, di rinnovato impegno anche per onorare la memoria dei caduti, impegno verso la democrazia e la pace, valori di cui le forze armate sono fedeli custodi. Uniti in commosso raccoglimento, il nostro pensiero va ancora una volta a quei giovani caduti in Afghanistan, di cui andiamo fieri per il loro attaccamento alla patria italiana, per tutto quello che di nobile la nostra nazione ha espresso per il loro tramite in quella terra martoriata. Grazie dunque a Gianmarco Manzi, a Marco Pedone,
a Francesco Vannotti, a Sebastiano Mille ed a Matteo Mion. E ancora un grazie a tutti coloro che servirono e servono il Paese per conquistare la pace e la stabilità, irrinunciabili motori dell'armoniosa convivenza civile, dello sviluppo sociale ed economico. Con questi sentimenti di sincera ammirazione e applauso per le nostre forze armate, desidero conferire in questa giornata il diploma di onorificenza di commendatore ONU al reduce di Nizza, professor Massimo Facchini, un uomo che partecipò alla tragica campagna di guerra del 1941-43, dove con il grado di tenente fu al comando dell'89° reggimento frontiera, guadagnando sul campo la medaglia di bronzo al valore militare. Il professor Massimo Facchini ha fondato l'Associazione Provinciale dei Reduci di Russia, di cui è diventato il primo presidente e anche oggi riveste tale carica. Scultore, pittore molto rinomato anche in campo nazionale, una sua opera è tuttora esposta al Metropolitan di New York. È autore di numerose pubblicazioni. È autore, tra i tanti, del monumento al mulo e del suo conducente, situato in Belluno. Recentemente ha donato alla città un'opera in bronzo a ricordo dei caduti e dispersi in Russia. Consegna il diploma il prefetto Maria Laura Simonetti, unitamente al sindaco di Belluno, avvocato Antonio Prade, e dal comandante del 7° reggimento alpini, colonnello Paolo Spara. Mica quelli. Diamo il pubblico un caloroso applauso. C'è una parola che rende tangibile i due gesti che facciamo oggi. Il primo, quello della consegna al premio Maestro Facchini, e il secondo, quello della consegna del cappello degli alpini ai nostri ragazzi. La parola si chiama dovere. È una parola che abbiamo la necessità di riscoprire, perché quando pensiamo al Maestro Facchini e quando pensiamo a quella che è stata la gloriosa e sofferta campagna di Russia, dobbiamo dare quel pensiero meditato e convinto a cosa è stato per loro, per il Maestro Facchini, che oggi rappresenta ancora tangibilmente il segno di quella che è stata quella grande
ripeto, sofferta e gloriosa epopea, lo ricordiamo perché oggi è una parola che dobbiamo tramandare appunto ai nostri ragazzi attraverso la consegna di quel premio. E siccome viviamo tempi in cui dobbiamo dire che la stagione dei diritti è finita o comunque deve essere posta dopo la stagione dei doveri, e la parola diritti non viene prima della parola doveri, di sicuro viene alla pari, se non dopo. Allora noi dobbiamo dire che con la consegna delle figlie ai nostri ragazzi diciamo che possiamo guardare avanti fiduciosi proprio a partire da questa parola, la quale tuttavia non deve avere un sapore veramente moralistico. Non è una parola che va applicata nella vita solo perché lo dicono le istituzioni, ma perché questo è il presupposto fondamentale della nostra convivenza. Abbiamo una controprova del fatto che la parola dovere ci deve accompagnare tutti i giorni. Il fatto che la nostra convivenza civile è sempre più alta, sempre più partecipata, è sempre più definita in modo positivo, tanto più quanto più noi sapremo applicare questa parola. Allora io penso che il significato di questa festa, che è la festa delle forze armate ed è la festa di una ricorrenza che ha visto lo stabilirsi definitivo della nostra unità d'Italia, io penso che possiamo guardare avanti fiduciosi se attraverso questa parola, attraverso le figure non mi muovere il braccio, già. dei nostri ragazzi, noi insieme possiamo accompagnare tutto questo messaggio appunto attraverso questa parola. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Sarà ora dato la figura del messaggio del Ministro della Difesa. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri, personale civile della difesa. Il 4 novembre del 1918, dopo 41 mesi di interrotti durissimi combattimenti, il Comando Supremo dell'Esercito Italiano metteva il bollettino della vittoria, che segnava la fine del primo conflitto mondiale. L'Italia usciva vittoriosa, ma allo stesso tempo profondamente segnata dalla stretta della guerra, costata la vita a 650.000 militari italiani. A loro, gli agenti e caduti italiani di ogni epoca, rivolgiamo un commosso pensiero. Oggi celebriamo il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate, per ricordare la data in cui andò a compimento il processo di unificazione nazionale che, iniziato in epoca risorgimentale, portò alla proclamazione del Regno d'Italia il 3 marzo del 1861. Ricordare quest'anno, il 4 novembre, il quale è il momento culminante del 150° anniversario dell'unità nazionale, significa soprattutto rievocare le gesta di quanti hanno offerto la vita per realizzare e difendere l'unità d'Italia. E fu proprio durante la Prima Guerra Mondiale che gli italiani, tutti gli italiani, si trovarono per la prima volta fianco a fianco, legati indissolubilmente l'un l'altro sotto la stessa bandiera nella prima drammatica esperienza collettiva che si verificava dopo la proclamazione del Regno. Il valore del comportamento dei nostri militari sul gioco, sul cazzo, sugli aeropiani, sull'ortigato, sul grappo e sul chiave, così come sui mari e sui cieli, dimostrò al mondo intero come il senso di appartenenza alla nazione, nato dalla visione di una minoranza di individuali e portato a compimento dalla determinazione dei patrioti, fosse definitivamente divenuto sentimento di popolo. I terribili eventi dell'autunno del 1917 furono superati proprio grazie a questa consapevolezza, che consentì alle forze armate italiane, con impeto d'orgoglio e sostenute dall'intera nazione, di riprendere con slancio l'iniziativa che condusse allo sfondamento delle linee austriache del Veneto e alla vittoria. Per spiegare lo spirito dei soldati di allora è utile ricordare il bollettino di guerra del Comando Supremo del 18 giugno 1918, che nel citare il comportamento dell'armata del Gramma riportava: ciascun soldato, difendendo il Gramma, sentì che ogni palmo del monte era sacro al padre. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri, personale civile della difesa, rispetto ad allora il mondo è cambiato, con esso lo scenario geostrategico internazionale,
ma le nostre forze armate, profondamente rinnovate, continuano ad essere animate dagli stessi valori, da uguale slancio e dai medesimi ideali di quei giorni eroici. In ossequio a questi valori, oggi come ieri, esse portano avanti con l'impegno assunto, col giuramento di fedeltà alla bandiera, che le donne e gli uomini in armi onorano con professionalità ed umana solidarietà, ponendosi al servizio del Paese e della comunità internazionale. Da oltre 20 anni le forze armate italiane sono costantemente impegnate unitamente alle nazioni amiche ed alleate nell'ambito delle missioni internazionali di pace e sicurezza, fornendo un contributo di altissimo livello riconosciuto ed apprezzato unanimemente in Italia e nel mondo. In questa giornata le forze armate mie onoranze si stringono alle famiglie dei caduti, di tutti i caduti, con affetto e gratitudine, e ricordo che sia dato il bene supremo della vita per garantire la sicurezza di tutti. Agli uomini e alle donne in armi a difesa della pace e della sicurezza dentro e fuori i confini della patria, desidero rivolgere un pensiero particolarmente riconoscente per il prezioso quotidiano impegno profuso a tutela degli irrinunciabili valori di democrazia e libertà. Viva le forze armate, viva l'Italia! Onorevole Ignazio La Russa, Ministro della Difesa. Prende ora la parola il comandante del 7° Esercito Civile. Ufficiali e sottufficiali al fine del 7° Reggimento, autorità gentili ospiti. Siamo qui oggi per due differenti motivazioni. La prima è onorare i caduti e rendere omaggio a tutto il personale in servizio delle Forze Armate in occasione della giornata dedicata alle Forze Armate all'Unità Nazionale. La seconda è consegnare il cappello alpino ai ragazzi che hanno partecipato allo stage di delle Forze Armate per 3 settimane e che finiscono oggi il loro percorso qui presso il reggimento. Per quanto riguarda la giornata delle Forze Armate dell'Unità Nazionale, tante belle parole sono già state dette e non voglio aggiungere altro, voglio solamente ricordare a tutti, specialmente ai ragazzi che qui completano oggi lo stage, che 4.561 uomini, persone che prima di voi, prima di noi hanno portato il cappello del 7° Reggimento Alpini, hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del loro dovere prestando servizio al reggimento. Di questi 4.561, 5 hanno perso la vita l'anno scorso e li ricordiamo con particolare affetto perché i loro visi, i loro sorrisi sono ancora vivi dentro di noi e il ricordo della loro scomparsa sicuramente è una ferita ancora aperta per tutti gli appartenenti al reggimento. Quindi ricordiamo ovviamente loro, siamo vicini, ci stringiamo alle loro famiglie, ma nel contempo ricordiamo tutti coloro che hanno donato la loro vita per la patria e nell'adempimento del proprio dovere. La seconda motivazione invece è più fresca, più allegra, è il termine dello stage, delle 3 settimane che avete passato qui presso il reggimento. Oggi a breve vi verrà consegnato il cappello alpino. Quando ci siete arrivati qui 3 settimane fa vi dici che il cappello alpino non viene regalato, il cappello alpino si guadagna per il sudore della fronte con l'impegno. E posso sicuramente attestare che in queste 3 settimane l'avete guadagnato, l'avete meritato con l'impegno, con l'entusiasmo, partecipando in maniera attiva e entusiastica a tutte le attività, anche faticose, che avete fatto in queste 3 settimane a casa. Quindi lo riceverete, portatelo con orgoglio, con dignità ed onore, e sia per voi non un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Continuate a portarlo, onoratelo, sia che proseguiate il vostro percorso indossando una divisa nel mondo militare, sia che seguiate altri percorsi professionali e personali della vita civile, che il cappello alpino sia per voi un punto di partenza. Onoratelo come cittadini, con l'impegno quotidiano, con l'adempimento del proprio dovere, come diceva prima il signor. Quindi buona fortuna e in bocca al lupo ai ragazzi dello stage di Livio e Porcanale. Quindi autorità, gentili ospiti, grazie per essere venuti oggi, grazie per aver reso questa giornata ancora più particolare. Viva il 7° Reggimento Alpini, viva l'Italia! In Italia
dal comandante del 7° Reggimento Alpini, dai consiglieri nazionali Miotto e Geronato e dai presidenti delle sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini di Belluno, Pestre, Cadore, Vicenza, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Valdagna, Conegliano, Bassano del Grappa, Marostica, Altiano e Treviso. Plotone, agenti! Squadra, un passo avanti, marcia! Fianco destro, avanti, marcia! Un passo avanti! Marcia! Dai Gennina. Con la seconda squadra. I primi della squadra. Non si vede. Dai ragazzi, su. Segna il passo! Squadra! Fronte destra! Fronte! Dai. Saluto! Giù! Non si vede. Saluto! Giù! Fianco sinistro! Avanti! Marcia! Avanti, dai. Dai Gennina. Dai Gennina. Dai Gennina. Segna il passo! Guarda! Alto! Fronte destra! Saluto! Giù! Giappri, stai fermo. Saluto! Giù! Canzoni! Guarda! Un passo avanti! 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 Spiegale! Dai! Un passo avanti! Che bravi che sono, però proprio come sono bravi. bravi. Sì, via, voi dovete che le mani non gli filano. Non posso battere le mani. Bravo, così bravo. Adesso col cappello non la vedo. Eccola qua. Come sta ridendo. Segna il passo! Guarda! Alto! Fronte! Faccio più Giù! mettere le braccia. Saluto! Giù! Saluto! Un passo avanti! Giù! Piatti! Sì! Un passo avanti! Ah, pure che bandiera vuol dire. Non so. Appunto. Segna il passo! Viene squadra mentale. Guarda! Fronte destra! Fronte! Saluto! Giù!
Saluto! Giù! Fianco sinistro! Sinistro! Avanti! Ma! Non mi dà fastidio. Turco cane, c'è un picchio proprio. Quando va tutti Come me sono più bravi. Sì, sì, sì. C'era anche il museo. quelli che è tutti dentro, che arriva tutti, vedi che mi mandano. Madonna, tutti. Quelli che arriva tutti. No, già, stai fermo per favore. Così è sempre davanti. Adesso. A posto, batti. Sì, tutti in piedi, dopo mi raccomando che vedete. Vengono ora le signore ordinarie alla bandiera gialla del 7° Reggimento Alpini che lascia l'area della cerimonia. Via! Attenzione! Presentare! Armi! Onori alla bandiera di guerra del Sulla 7° bandiera Reggimento porta Alpini! l'occhio. Alle 3 ricchi fare il primo. Mica gli abiti là di fronte. Stai fermo già. Via! Fermo già. Via! Riposo! Lascia l'area della cerimonia il gonfalone della città di Belluno. Via! Smettila già. Attenzione! Presentare! Armi! E beh, ma Onori non è finita la al cerimonia. gonfalone della città di Belluno! Prima. Madonna mia, non la smette più. Smette, dov'è tuo padre? Me lo tiri via di dosso, Bruno? Compagnia! Via! Armi! Compagnia! Riposo! Vengono resi gli onori al prefetto di Belluno, dottoressa Malagado Cimini. Compagnia! Attenzione! Presentare! Armi! No. Onore Deve al bene. prefetto di Una Belluno! volta, tanti anni fa, bene se fa, non si tira via. Sì.
conclusa. Tra breve, i militari del progetto Vivi le Forze Armate, militare per 3 settimane, saranno messi in libertà. I gentili ospiti sono invitati a visitare esistenze proporzionali alle nostre visita nella caserma natale. Alcuni militari indicheranno le aree visitabili della caserma. Ricordando che la caserma resterà aperta al pubblico fino alle ore 13, il 7° reggimento alpini ringrazia tutti gli intervenuti e porta loro un cordiale arrivederci. Compagnia, attenti! Rompete le righe! Va! Ho perso la mano. Lo fai smettere, per favore, Bruno? Fallo smettere. Per favore, Bruno, per favore. È un'ora che mi tortura. Registra col mio cellulare. No, si vede. Piace quello là che pensa. Dov'è quello che quello che vedevo? Aspetta, ci fa una foto, metti via questa, ci fa un... Guardala. Sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su bei monti a guerreggiar, poi là. Su bei monti che noi saremo. Coglieremo le stelle alpine per portarle alle bambine, farle piangere, sospira, poi là. Su bei monti che noi saremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento.
Evviva, evviva il reggimento, evviva, evviva il corpo degli Alpi, oh la la.